L'autonomia veneta non si farà mai. Io sono veneto, per carità, ma sono anche non un cretino da capire che non sono cose da fare. Dopo, se il Salvini, se lo Zaia vuole portare un po' di voti in casa, fa bene. Resta tutto come prima, non cambia nulla, Perché secondo lei questo? perché è una minestra riscaldata, perciò non c'è niente da cambiare. Non c'è più niente per il Veneto, Come mai? perché siamo le ultime, giù la testa e lavorare e basta. Il Veneto non si farà mai, non possono farla, Come mai? perché se no tagliano giù da basso. E giù basso come fanno a mantenere? Ma tra i cittadini che hanno perso la speranza c'è chi mantiene alta la fiducia. Per me deve essere un tema ripreso, perché comunque una buona parte, cioè tutti i veneti siamo andati a votare, sicché siamo qui che stiamo attendendo una risposta positiva per l'autonomia, speriamo. Lei quindi è per l'autonomia del Veneto? Sì. E c'è chi anche descrive alcuni dei vantaggi dell'autonomia regionale. Ma secondo lei è giusto avere l'autonomia? Sì, per quello che mi riguarda sì, è una questione anche probabilmente di convenienza a questo punto, perché si è comunque tutti più tranquilli anche da un punto di vista economico, nel senso ci sono più soldi, si riesce a vivere pure se la vita è molto più cara che quella del Veneto. In Trentino sta parlando Sì, è molto più cara che nel Veneto. La vita ha un altro costo, insomma. I vantaggi sono intanto i servizi, che sicuramente ci sono e funzionano per quello che ci riguarda.